La casa a nord-est di Sergio Maldini. Giunto a 46 anni, Marco Gregori, giornalista della televisione, pensò di farsi una casa in campagna. Egli abitava a Roma, ma serbando ricordi non volgari del nord-est in cui aveva trascorso la giovinezza ed era nata sua madre, decise che proprio a nord-est avrebbe esteso il suo Accettami così, vedi, questo tempo in cui non ti vedrò mi dà una grande libertà nel confidarmi oggi. Ti sto parlando con la sincerità della disperazione. Si versò ancora il refosco, gli prese una mano fra le sue e gliela strinse. Marco, portami di sopra. Salirono per la scaletta. Appena furono nella stanza, egli rassettò con le molle il fuoco del caminetto, incastrando tra le braccia un ciocco grande, rimasuglio di un gelso tagliato l'estate antecedente. Il cibo, le belle mattine di giugno della Bassa Friulana e il refosco di... Basta! Lo interruppe Antonia. Non giocare con me. Io ti parlo seriamente e tu fai l'esteta? Sarei delusa se fossi unicamente prigioniero della tua ironia. Forse quel fabbricante di sedie è molto meno frivolo di me e questo mi disorienta, disse Marco. Antonia si permise una digressione. Il fabbricante... Poi cominciò la fase delle cauto telefonate a Macor. La voce di Macor aveva il timbro rassicurante dell'ex alpino. Benone, diceva, benone. Marco gli chiedeva, e le linde? Si ricordi che la linda deve sporgere di almeno 60 centimetri sul profilo della facciata. Macor non aveva dubbi. 60 centimetri, d'accordo. Ormai non c'è rimasta che la barchessina. Marco vedeva la linda proteggerlo dal sole di effimere estati, mentre Antonia scappava in bicicletta. 4 metri di terra non sono molti, dice Medeot. Ma moltiplicati per 40 fanno 160. È un uomo dall'età indefinibile, porta un cappello dalla tesa ampia come una gronda sul mistero del viso. Pensavo che per lei 4 metri non fossero fondamentali, dice Marco. Naturalmente sarei disposto a qualunque sacrificio finanziario. Medeot sorvola. E vede, aggiunge, questo orto mi permette di coltivare i pomodori.